Ciao Patavini, siamo a 2 passi dal ponte Quattro Martiri sul Bacchiglione tra la Guizza e Volta Barozzo e stiamo andando a trovare una piccola enoteca di quartiere. A me sarebbe piaciuto definirli così, loro si definiscono così, andiamo a scoprirli. Ti presento Giovanni, mente, corpo, anima, testa, braccia, gambe, dopo? Beh, dopo te lo... No. Di questi crostini, di questa piccola enoteca di quartiere, come ho già anticipato. Ciao Giovanni. Ciao. Io e te abbiamo passato già qualche minuto insieme e qualche altra occasione nella quale io ho avuto modo di Vedere i assaggiare. crostini. Esatto, di assaggiare i veri crostini e anche di sperimentare un po' di tua ispirazione e creazione. Devo ammettere essere molta. A me piace molto il tuo pensiero, il tuo ragionamento e anche quello che concretizzi poi nei vari crostini. Grazie. Sia salati sia dolci, perché abbiamo già fatto un piccolo spoiler. Ci racconti cosa abbiamo davanti e anche nei calici. Ho cercato di collegare un po' questa degustazione. Ho fatto un crostino con del formaggio di capra, della pancetta, quindi abbiamo la parte grassa, la parte proteica, cipolline per sgrassare, anche un po' di scorza di limone, pepe. Sull'altro ho fatto una parte di crema, diciamo, con il mascarpone. Poi non ero contento, ho messo anche della caciotta al tartufo e poi ho aggiunto del prosciutto cotto di Praga, quindi affumicato, che dà quel fumé. Ci stavano bene dei peperoni grigliati, allora ce li ho messi sott'olio, e del pepe. E mentre il crostino dolce ho messo sempre il mascarpone, la mela, a cui ho fatto una leggera marinatura. In live. Sì, con succo di lime, in lime. In live, E esatto. scorza di lime, miele particolare che ho infuso sulle bucce di un limone di Amalfi, estrae tutti i sapori. Pepe di Timut, che è un pepe particolare aromatico, una spezia. Posso dire, a me piace molto l'abbinamento che hai utilizzato, gli abbinamenti vari che hai utilizzato, la parte agrumata che hai inserito sempre e anche il gioco di consistenze che hai messo e sicuramente anche quello tra l'acidità che utilizzi sempre nei tuoi crostini, vero? Grazie mille. Andiamo all'assaggio che adesso... Beh, certo. Ah no, aspetta. Giusto. Poi ho pensato anche di sgrassare ulteriormente, perché ho esagerato apposta con la parte cicciona, con un cremant d'Alsazia, tutto secco, fatta da uve nere. Sapete che Blanc de Noir è Sì. un vinificato in bianco da uve nere. Che dovrebbe starci molto bene. Dovrebbe ovviamente. fare il suo, adesso lo proviamo. Cheers. Alla vostra. Giovanni, prima di fiondarmi all'assaggio, perché Sì. giuro che sto facendo molta fatica, sia mentre li preparavi sia in questo momento, perché Bene. vorrei addentarli e azzannarli, vorrei mi raccontassi un po' la tua filosofia e quello che c'è dietro, perché io l'ho vista e mi sono innamorato della tua filosofia, non di te, mi raccomando. Va bene. Voi siete una piccola enoteca di quartiere, quindi avete una importante selezione anche di vini sfusi, avete Certo. anche delle birre artigianali, avete anche dei tramezzini abbastanza particolari, ho visto. Sì. Quindi cosa ti spinge a questa ricerca? Ma ti dico, cioè, i tramezzini li faccio anche molto sul classico, perché sono richiesti, però se fosse per me li farei tutti particolari. Però sì, bisogna anche accontentare le persone, chiaramente. Cioè, Chiaro. i gusti classici sono intramontabili. Crostini invece li fai al momento anche in base alle esigenze dei clienti Sì, a volte. mi piace tanto sperimentare, fare nuove ricerche sul cibo, vedere un po' anche altri... Esplorare alcuni mondi. Sì, ma poi anche magari ispirarmi da alcuni chef. Non dico che invento tutto io, però mi piace Prendere ispirazione. prendere ispirazione e poi comunque rifare a modo mio, insomma. Lo sai qual era la mia domanda in questo preciso istante prima che tu dicessi dell'ispirazione verso altri chef? La nazione o il paese o la cucina che ti ispira di più? Beh, oddio, sicuramente comunque avendo... Cioè, sono italiano, quindi comunque assolutamente il cibo italiano è quello che predomina nella mia cucina. Però, diciamo, ci sono delle influenze particolari, ad esempio comunque le spezie, tipo qua abbiamo usato il pepe Timut. Non solo mi piace sperimentare, ma penso che sia parte di un processo particolare che ha subito la cucina. Cioè, se ci pensate, già l'impero romano si faceva arrivare le spezie, cioè voglio dire, il mondo nostro è tutto collegato. Io, per dire, a casa ho della salsa di soia, cioè, e la uso senza problemi. Anch'io. Non c'è un vero limite, bisogna utilizzare anche ingredienti del territorio, vedere cosa c'è di fresco, di stagionale, per il profumo, per le cose che ha in più, diciamo. Sono d'accordo con te, è molto importante come cosa e questa è una bella filosofia che hai anche concretizzato molto bene, perché io l'ho visto nelle varie occasioni in cui sono stato qua con te e mi piace molto come cosa, però riuscire a trasmetterlo a tutti con un morso, perché poi è nel morso, è nel crostino che devi riuscire a trasmettere la tua idea, la tua filosofia. Non è scontato, non è semplice, ma tu secondo me ce la fai molto bene, quindi adesso voglio risentirli. Proviamo nella pratica. Vai. Io parto dal più cicciottello, il più pieno. Fai bene, fai bene. Questo è fatto apposta perché tu lo scopri mentre lo mangi. Stavo per dirlo io. Ad esempio, la parte del tartufo arriva dopo e se noti comunque senti i sapori separati, cioè ti arrivano uno dopo l'altro. Ma io quello Perché che c'è una stavo... progressione. dei sapori. Infatti quello che stavo per dire è che in realtà al morso scopri ancora di più
rispetto a quello che vedi al palato e che già ti ingolosisce, figurati al palato. Equilibratissimo, gustosissimo. Io vorrei chiedergliene una ventina per imparare a conoscere ancora di più le sue mani, i suoi abbinamenti e questi buoni prodotti. Questo dolce mi attrae e incuriosisce moltissimo. Sorprendente a dir poco perché il miele aromatizzato alla scorza di limone d'Amalfi in abbinata al lime, al pepe di timù e alla freschezza, croccantezza e marinatura totale di questa mela incredibile, con la cremosità e golosità del mascarpone. Questo veramente una coccola, potrei fare colazione ogni giorno con questo. Nel mentre che siamo andati a fare il panino, perché Giovanni mi stava spiegando, adesso lo faccio spiegare anche a voi, incredibilmente moscerino Fa rima con panino, e con tutto, cioè con tutte le cose buone, diceva Giovanni, tipo tramezzino, tipo il crostino, crostino, vino. aperitivino. È matematico. Matematico, evidentemente c'è un motivo. Io adesso questo voglio assaggiarlo, appunto stavamo uscendo per andare a cercare un tavolino, ma mentre veniva preparato questo panino hanno occupato nel tuo bene e per fortuna tutti i tavolini, però a questo punto tornerò dentro in piedi, me lo assaggerò. Giovanni, grazie, è stato un Prego, piacere anche per me. riscoprirti, Anche per me. perché veramente tu ogni abbinamento che fai, tramezzino non l'ho ancora assaggiato ma adesso lo assaggio, però ogni abbinamento che fai è molto interessante. Grazie mille. Magari mi spieghi anche questo, anzi Questo spiegacelo. è vegetariano con uova sode, verdure grigliate, formaggio ubriaco, infatti vedete che c'è ancora la crosta Sì. perché viene stagionato nelle bucce dell'uva e quindi si tiene poi alla fine la crosta, c'è chi la toglie e chi no. E poi un filo di maionese e di olio buono dei coniugani. Spettacolare, questo lo assaggio qua, guardate, la regia ci aiuta, guardate. È spaziale sto panino. Vieni a trovarci qui al Moscerino per non buttarti nel fiume qui vicino. Trovi la canzone completa su Spotify. Forse qui c'è scritto perché moscerino fa rima con tutte le cose buone, ma non ho voglia di leggere tutte queste pagine.